Viene sostituita la punta più avanzata del Lanciano. Vediamo se Del Pelo saprà riscattarsi di qualche prestazione opaca abbastanza recente. Naturalmente ce lo auguriamo per lui, che merita per la sua classe. Ecco proprio Del Pelo che effettua questo suo primo scatto, tiro, gol! Il gol di Bruno Del Pelo, e lo stavamo è un vantaggio che diremmo meritato per la squadra rossonera, non forse per l'entità del gioco, per il volume del gioco che non è stato certo notevole, ma per le occasioni che sono capitate ai rossoneri. 3 occasioni ghiotte, una per Alessandrone e 2 per Papa, che però non hanno prodotto. Impossibile ormai, dal momento che i giocatori sono esausti praticamente. Il colpo di testa in area, poi l'intervento, comunque pronto Mancini a sventare l'eventuale pericolo. Palla ora a Quarta, va a opporlisi Del Pelo. Minuti, Del Pelo, sulla destra si sgancia anche Di Camillo. Minuti, riceve palla ancora Bruno Del Pelo, poi per Di Camillo, l'appoggio per Minuti che può penetrare in area. Minuti, il tiro non giunge Del Pelo dal limite dell'area. Pochissimo è mancato a Minuti per concludere felicemente questo suo spunto. Una penetrazione perfetta quella di Minuti, che si è mangiato 3 avversari ma poi non è giunto in tempo al tiro. Calcio di punizione per il Lanciano, 10 minuti alla conclusione. Ranocchi, è chiaro che a questo punto la squadra rossonera deve gestire questo vantaggio. Vi ricordo che ha giocato l'intera partita in salita la squadra di Florimbi, dal momento che al 34esimo è stato espulso Ferrari. C'è da mettere anche questo nel conto, e alla luce di tutte queste motivazioni il risultato appare indubbiamente. Ecco Dorazio che manovra al limite dell'area, cerca lo spazio per il tiro, non lo trova, poi Ardizzone a uscire fuori dall'area, lo stesso Dorazio gli ruba palla, Macrini, ancora Dorazio svetta di testa, poi il Matera con lo stesso Ardizzone ribatte un giocatore rossonero caricato alle spalle pesantemente, Mazzucchi. Papa, Dorazio sulla sinistra, Dorazio, scusate, era Del Pelo a controllare la palla. Lo spunto di Dorazio non gli ha permesso di raggiungere la palla. La rimessa laterale di Tataranni, non si chiude indietro il Lanciano, un errore che i giocatori rossoneri non stanno commettendo. Poi Bresci a portarsi in avanti la sfera, anzi è Ardizzone il più vivace degli attaccanti biancocelesti. Calcio di battuta la punizione, va a intervenire Di Camillo.